I bambini saranno in reparto prima del 2023. Dice questo il cronoprogramma per la costruzione del nuovo ospedale della mamma e del bambino di Padova, la risposta all'avanguardia all'attuale pediatria vecchia e angusta. Una palazzina di 8 piani che dovrà sorgere sulle ceneri dell'attuale pneumologia da radere al suolo. Ed è da qui che si parte. La prima picconata alla struttura, simbolica ma anche concreta, è avvenuta. Si lavorerà ora fino a fine ottobre e l'intera demolizione costerà 600.000 euro. Per la nuova pediatria invece la Regione ha accantonato negli anni 60 milioni perché da anni è attesa la gara sarà europea. L'immobile nuovo dovrebbe essere realizzato e arredato entro il 2022 e magari correndo un po' di più con un po' di fortuna si potranno già portare i primi bimbi a fine 2022, questo è l'obiettivo. Certo è che già finire e realizzare questo immobile per un valore di 60 milioni di euro è già un grande obiettivo. Anche questi tempi stretti vengono contestati. Sono 2 anni di ritardo, era stato promesso che l'avvio dei lavori fosse a luglio del 2019, in realtà la demolizione di pneumologia avviene nel luglio 2019, bisogna fare la gara, bando, progetto definitivo che ancora non c'è, bisogna fare quello esecutivo. Il recupero di tutti i materiali riutilizzabili è già avvenuto, comprese porte e pali elettrici. È stato trovato il rimosso amianto in quantità ridotta. Per limitare le polveri i tempi si allungheranno, la struttura verrà impacchettata, bagnata di continuo e circondata da una palizzata alta 4 metri. Con il rumore invece si dovrà convivere. Lo sforzo che stiamo facendo è quello di umanizzare questo ambiente, per renderlo almeno il più possibile accogliente e responsivo ai bisogni dei bambini, ma l'idea è di farlo sentire come una sorta di estensione della propria casa.